Intitolare il campo sportivo Filippo Eredia al grande calciatore catanese Pietro Anastasi, morto il 17 gennaio del 2020 all'età di 71 anni, è la proposta presentata dal vicepresidente del quinto municipio di Catania Salvatore Anastasi nel corso di un'apposita commissione in presenza di Carmela Anastasi, fratello di Petru Utukku, come era affettuosamente chiamato, e della nipote Tiziana. È stata avanzata ufficialmente la proposta che ora seguirà il suo iter. Felice per l'iniziativa anche la moglie di Anastasi, la signora Anna Bianchi, raggiunta telefonicamente. Nel frattempo, due associazioni del territorio si sono mobilitate per la realizzazione di una statua dedicata all'ex centravanti della Juventus e della Nazionale, che dovrebbe essere collocata in piazza Nettuno. Mi ricordo da bambino nelle figurine, quando vedevo Anastasi mi venivano i brividi, perché guarda caso che io mi chiamo Anastasi ma non siamo parenti. E tutti quanti, chi mi incontrava, sia me e i miei genitori, mi dicevano sempre, mio padre diceva: ma siete parenti con Pietro Anastasi? No. Oggi io sono qui e sono molto emozionato, perché vedendo il fratello di Pietro Anastasi, vedendo la nipote, vedendo anche la maglietta che è stata indossata dal nostro carissimo Pietro Anastasi, mi auguro che il Comune, come già aveva promesso anche il sindaco Pogliese, di intitolare un campo sportivo. In altre città, in particolare a Varese, sono state intitolate già, non so, forse una strada, mi hanno detto così, e quindi il giorno 23 maggio a Firenze sarà consegnata una targa in memoria a Pietro Anastasi da parte della FIGC. E quindi mi auguro che anche Catania, come città natale di Pietro Anastasi, faccia qualcosa in memoria di Pietro Anastasi come nostro cittadino, ecco, perché lui amava Catania. Stiamo lottando per avere il campo Filippo Eredia intitolato al grande Anastasi, perché dove è possibile è regolamentare il Filippo Eredia, dove si spera che si va a allenare il calcio Catania.